Sai cosa c'entrano Re Artù, la Fata Morgana e l'Etna con lo stretto di Messina? No, te lo spiego io. Una leggenda racconta che la Fata Morgana, dopo aver condotto Re Artù alle pendici dell'Etna, si trasferì nella zona dello stretto di Messina. Nessun marinaio si avvicinava a quel luogo a causa delle tremende burrasche che avvenivano nel mare. Fu lì che la fata costruì un meraviglioso castello di cristallo nel quale andò ad abitare. Ogni giorno al mattino emergeva dall'acqua a bordo di un cocchio tirato da 7 cavalli, mentre di sera navigava sul suo vascello d'argento. Ogni giorno che usciva di casa gettava nell'acqua 3 sassi che prima facevano gonfiare il mare e poi lo trasformavano in una distesa di cristallo sul quale si riflettevano immagini di uomini, città, palazzi e foreste. Grazie ai suoi incantesimi, Fata Morgana riusciva a ingannare i naviganti che, illusi dal movimento e dalle rifrazioni sull'acqua di tali visioni, erano convinti di approdare con le navi sulla spiaggia di Messina, mentre in realtà naufragavano e si inabissavano tra le braccia della fata. Ancora oggi il fenomeno della rifrangenza della luce, che dà origine ai miraggi, si chiama fenomeno della Fata Morgana. E ancora oggi, quando si attraversa lo stretto di Messina, si ha l'illusione di vedere oggetti e luoghi lontani come se fossero vicinissimi. Ti è piaciuto il fenomeno della Fata Morgana? Allora seguimi, così potrai ascoltare i prossimi fenomeni e le prossime storie che narrerò. Ciao!